salutare il pubblico e raccontarci è un applauso sulla fiducia, giusto? Poi dopo all'uscita chiedo indietro i soldi dell'applauso. sta andando benissimo il film che adesso già da qualche giorno sta riempiendo le sale, non solo questa ma è anche distribuito in altre sale regionali e nazionali, quindi adesso anzi aspettiamo anche altre uscite. E quindi se vuoi raccontarci come è nato il progetto, perché appunto il pubblico non ha ancora visto il film, quindi io partirei proprio dal racconto tanto dall'equivoco che si è creato rispetto al romanzo, beh, questo lo stiamo chiarendo anche qui all'ingresso, nel senso che il film non è ispirato al romanzo di Vica Lamurgia, ma è un progetto che Enrico Paolo aveva già nel cassetto da anni prima. Adesso, allora, quelli che hanno letto il romanzo possono anche uscire, quelli che sono venuti per vedere il romanzo. Delusi? No. No, la cosa strana è che comunque è un personaggio, insomma, io per qualche ragione devo ringraziare anche Michela, perché comunque ha dato a questo nome un'aura che già aveva, secondo me, perché nel 2004 io ho fatto un laboratorio con dei ragazzi a Santo Lussurgiu, degli studenti di cinema. Tra l'altro è incredibile, adesso che ci penso, in quel laboratorio c'era Andrea Lotta che è poi il montatore del film, quindi insomma questi laboratori servono, giusto, rifletterci. Sì, perché c'è questa colonna sonora, non è la musica della Capadora, è questa, volevo tranquillizzarvi. E comunque ho iniziato, insomma il personaggio era veramente molto interessante. Pochi mesi prima credo che fosse uscito un romanzo un saggio del professor Bucarelli, che era un anatomopatologo che aveva studiato l'aspetto della Capadora, insomma cercando una serie di testimonianze. Dopodiché credo sia iniziato anche un dibattito che ha coinvolto anche così l'antropologia ufficiale, insomma si è creato un dibattito sulla figura della Capadora che non si è ancora risolto questo dibattito. Nel frattempo io e Antonia Iaccarino e in origine anche Igor, perché abbiamo fatto il fumettista, all'inizio abbiamo scritto un soggetto proprio disinteressandoci di fatto dalla questione del dibattito che era in atto, insomma, sulla questione esiste, non esiste, è vero, non è vero. E l'unica cosa che mi ha mosso è il fascino del personaggio e la riflessione anche che adesso è veramente molto attuale, perché io vi ricordo che il film lo abbiamo iniziato a scrivere nel periodo in cui il padre di Luana Englaro combatteva una battaglia titanica, straordinaria, in una solitudine in quel momento, insomma, accompagnato da qualcuno, ma insomma per cercare di dare una morte dignitosa o di poter avere la possibilità di offrire a sua figlia quello che lei voleva, quello che lei aveva chiesto, cioè di morire e non soffrire nella condizione in cui era. La cosa incredibile è che il film è uscito il 20 di aprile ed è il giorno in cui in Parlamento è passata, speriamo che passi anche al Senato, la legge sul biotestamento, che non è una legge sull'eutanasia, ma è decisamente un primo passo verso, diciamo, la civiltà, ok? Forse stiamo diventando un paese civile. Il nostro processo sarà lunghissimo per arrivare a questo, però da lì la riflessione su questo personaggio è estremamente affascinante e quello che mi ha mosso è il pensiero. Sei in una piccola comunità arcaica della Sardegna e ho pensato al passato della nostra isola. Veramente fosse esistita una figura come questa, cioè capace di aiutare le persone che soffrivano, i malati terminali, in un periodo in cui probabilmente non c'era nessun tipo di farmaco, non c'era certo la medicina che aiutava a combattere la terapia del dolore o le cure palliative. Cioè, se in una comunità ci fosse stata una persona come questa, sarebbe una cosa straordinaria. Cioè, se veramente questo personaggio è esistito, è estremamente affascinante. Sarebbe una persona a cui la comunità attribuisce questo ruolo, questo compito così di pietas. È come se la comunità
intervenisse in questo momento. Era una storia molto affascinante. Da qui è venuto fuori questo personaggio femminile che vedrete e ovviamente anche poi il mio rapporto profondo, strettissimo con la città, con Cagliari. Il film è ambientato in un passato che potrebbe sembrare così, potrebbe anche essere un villaggio della Sardegna negli anni 40, potevano essere anche villaggi dell'Ottocento, quindi non è facile capire in che epoca siamo. Però la verità è che tutta la storia è ambientata a Cagliari nei giorni dei bombardamenti, quindi quello che credo che stia un po' spingendo la gente a venire al cinema è questa possibilità per 2 ore di essere immersi dentro quello che è successo ormai sono 73 anni fa, 74 anni fa, quindi una ferita che è ancora molto aperta, per me moltissimo, perché sono cresciuto con i racconti comunque di mia madre, dei miei zii, dei miei nonni che mi hanno riempito la testa di quello che sono state quelle giornate, la paura, la polvere, il sangue, i corpi dilaniati, cioè tutte queste cose che credo abbiamo segnato. Vedo gente che fa sì con la testa perché evidentemente non è un'esperienza che abbiamo vissuto solo noi. Anagraficamente tutti noi abbiamo qualcuno che comunque nonni, almeno un nonno che ha vissuto quell'esperienza o che ce l'ha raccontata, ce l'ha tramandata, e io pensavo che facendo il cinema fosse veramente il mio compito fosse quello di lasciare, perché spero che questo film possa rimanere. Sono tracce importanti proprio della memoria di Cagliari, anche nella scelta delle location che hai fatto. Sì. È stato difficile arrivare, per esempio, a girare nella villa. Se c'è qualcuno di Castello, c'è qualcuno che abita a Castello, chiedo ancora scusa perché abbiamo praticamente tenuto in ostaggio il quartiere per 20 giorni, 10 giorni, perché le strade erano piene di macerie, di sabbia, di terra, non di sabbia, cioè veramente. C'è un lavoro di ricostruzione molto importante che è stato poi aiutato dal fatto che è una coproduzione internazionale, quindi ho avuto la fortuna di poter lavorare negli studi di Dublino dove lavorano anche sugli effetti speciali dei film americani, quindi c'è un'attenzione per i dettagli, per i particolari, insomma, di ricostruzione molto, molto forte. Quello che mi sorprende è che io so che questo non è un film facile, anzi è un film duro che parla di un tema molto... eppure la gente sta venendo al cinema a vederlo, vuol dire che questo paese ha ancora voglia di sentir parlare di queste cose. E questo secondo me, io non sono sorpreso perché lo sapevo quando abbiamo iniziato a lavorare che poteva succedere, però per me è una grande emozione. A parte il fatto che la mia isola, no, c'è questo orgoglio che sento nei confronti non solo mio, ma nei confronti dei registi sardi che comunque in questo momento stanno facendo, insomma, mi sembra veramente di dover ricordare anche Gianfranco, Cabidu, Mario Pirella che hanno appena vinto 2 David Donatello, insomma, che è un segnale importante per il cinema, ma non solo per il cinema, ma per la cultura in Sardegna. Quindi l'orgoglio che sento da parte dei sardi nei confronti di quello che facciamo ci dà una forza, perché in altre regioni vi assicuro questo non succede. I registi locali non vengono adottati così come invece noi veniamo adottati, scrittori, registi, gente di teatro adottati dal pubblico sardo. Il contributo di tanti attori sardi, sì, oltre a un cast stellare comunque conosciuto. È un cast importante, stellare forse un po', no, però è vero. Comunque sono degli attori, è chiaro. Beh, il fatto che questo fa parte un po' del mio modo di affrontare questo lavoro. Oggi mi ha mandato i suoi complimenti Marco Parodi, che è stato un regista che io ho incontrato nel teatro. Io gli ho risposto che questo amore per l'artigianato, per la cura dei dettagli, dei particolari, l'ho imparato a teatro. Quindi io ho nei confronti del teatro ho una grandissima, un debito di riconoscenza enorme e adoro gli attori teatrali, perché al cinema sono
straordinari, sono disciplinatissimi, precisi, hanno una capacità incredibile di stare dentro la storia, di capire quello che sta succedendo. E noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo veramente, adesso in questo momento, molto grande di attori sardi. Io peraltro per fortuna dopo il film ho continuato, ho fatto 2 cortometraggi avendo il privilegio di lavorare con attori, vecchi attori cagliaritani, e insomma è stato molto emozionante, così come è stata emozionante questa esperienza del film. Lasciamo non stressiamo di troppo, giustamente. Lasciamo la visione, magari poi se c'è qualche domanda, se dopo ci sarai, altrimenti sì, ti scriveranno. Lo raggiungerò il fratello, quindi. E a te aspetta la registrazione video. Vabbè. Grazie di essere qui.